Ecco il nostro Signora, mago. la devo salutare. Sì. Se vuole facciamo il consulto a domicilio. Ah, La vai a cattarmi quando che vuole, da sola, senza il marito, bisogna essere no, da adesso. soli. Ecco, grazie signora. Buonasera. Buonasera, sì, 50 euro solo per aver dato l'appuntamento. Ma porca miseria, 50 euro per C'è questo? tanta gente che sea coa, come Sì, diceva ancora. Rocco. Sì. Oh, scusate. No, sentiamo se c'è Pronto, chi qualcuno. parla? Pronto, buonasera. Buonasera. Parlo col mago Reginaldo. In persona. È il mago dei mestivai. Ah, però, È il Barucca Tarlucchi. Oh, il Barucca Tarlucchi, ci sento. Chi è che parla? Che avaca, ci sei il telefono. Chi sei? A suo marito Dosolina che vaca, quella che ha telefonato la settimana scorsa. Avevo cattato un prelievo da 150 euro dal conto, ti capio. 150 euro per dirgli il sacco di baie. Come il sacco de male coso, a me ha interpellato e mica ho fatto i tarocchi come è giusto che sia, che a vaca. Sì, avevo capito che ti cacciavado i skate e adesso tra l'altro la vedova del pian di sotto non mi viene più a chiedere a Saccarina, che tra l'altro è ancora anche una donna affascinante e a giudicare della scolatura non ci cascano neanche dentro la minestra. Però, Accidente però. Purina, sono anche un attimino cosato, diciamo, in più se si tratta di una bella sgnacca, mi dispiace ma non è colpa mia, io ci ho solo letto i tarocchi che a vaca. Sì, ti e tu tarocchi, che adesso la frutarola non mi guarda neanche più in faccia, che anche lei per via di sucche ne ha da vendere e anche la giornalana è diventata asciutta come un sugamano sul terno che a vaca. Ci credo, Guardi, non so cosa farci, se vuole ci faccio i tarocchi anche lei, cosa vuole che ci dica? Ma qua i tarocchi e tarocchi, a lei un Barucca Tarlucchi e basta, un bottone a vecchiote, altro che... Oh, ma come se permetto che a vaca, Barucca sì? Tarlucchi qui? Un mago! Sì, Allora sono fammi mago. vedere, dai, su, fammi vedere una magia! però, Avanti, vediamo che mago una che ti sei, sfida. dai, su! Una sfida Ah, questa. te vuoi mettermi alla prova? Adesso ti faccio vedere come si fa a far lievitare cose tare. Guarda come lievito. Sì, con il lievito Bertolini! Dai, su, non mi muovo dalla televisione, vediamo! Allora sta attento, era. Attenzione. Per l'onore de Scaramacai, Sì. io adesso ti faccio lievitare tutti i mali. Attento, era. Aspetta che mi concentro. Sì, concentrazione, un po' di paura, Che mi concentro. Ma scusa, avevi la carta igienica? Che fatica. È il giornale? Il giornale che era vicino al gabinetto. Adesso vediamo se che cosa di pesante. Eccolo qua. Ah, sì, ma Catalogo. Che posta al morto. ma posta al market. Ma dove sei che fai i tarocchi, scusa, Ti ha visto? Sono convinto adesso che a vaca, che sono un mago vero. Io vergine! Oh, sacranone! Ma lei è veramente un mago? Ci domando scusa, Ecco, adesso che ti vado a domandare scusa, resta in linea, mi raccomando, perché la mia segretaria ti tirerà giù i dati per farmi un vaglia da 200 euro. Ah, però, cresce E buona serata, caro amico. Ah, buonasera anche a lei, signor Reginaldo. A lei sì che è una brava persona, guardi. Pensavo fosse un Barucca Tarlucchi e invece è un mago meglio di Silvan, guardi. A meglio anche della Vana Marchi. I 200 euro a lei ce li do volentieri. E che si ciao, la vedova, la frutarola e anche la giornalana. Grazie che non si sa, grazie. Bravo, caro mio, così che mi piace, ma ma- mi voglio rovinare. Sì, attenzione. Vado via come faceva il grande Udinì, addirittura. che parea che fosse lì e invece sparia da lì. Vabbè. Per l'onor Sì? de Scaramacai, Macai, sì? mi adesso vago fuori dai mai. Vediamo. Ma stupendo. Fantastico. In collaborazione con Busetta e Boton. Le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.